Comizio di ringraziamento ieri sera in piazza Umberto I per il neosindaco di Aragona Peppe Pendolino. Un discorso breve e coinciso in cui il primo cittadino aragonese ha toccato alcuni punti dei primi giorni da sindaco, a partire da una situazione economica molto delicata. Il sindaco ha rassicurato i cittadini che non mancheranno i servizi primari quali la pulizia del paese, la riapertura e la pulizia dei gabinetti pubblici, la mensa scolastica e gli abbonamenti gratuiti per gli studenti pendolari. Rivolgendosi ai dipendenti comunali, il sindaco li ha tranquillizzati ed esortati a dare il massimo per il paese. Pendolino, salito sul palco con la sua squadra di assessori composta da Stefania Di Giacomo, Giovanni Craceffa, Pietro Salamone, Alfonso Galluzzo e tutti i consiglieri comunali eletti, Gioacchino Volpe, Francesco Monreale, Angelo Galluzzo, Lucia Salamone, Rosario Farrugia, Mariella Sardo e Rosi Calvagna, ha comunicato che convocherà una conferenza stampa per informare i cittadini sulla situazione debitoria del comune. La serata di festa è proseguita con un partecipato buffet e uno spettacolo musicale offerto dal gruppo musicale Chinno Te, composto da giovani musicisti aragonesi e del circondario. Giovedì 29 giugno alle 18:30 sarà il giorno dell'insediamento del Consiglio Comunale, con il giuramento dei nuovi consiglieri e l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale che prenderà il posto di Biagio Bellanca. Un ringraziamento particolare va a tutti i candidati nostri e delle rispettive liste. Un ringraziamento particolare ad Alessandro Craceffa, candidato a sindaco, a Biagio Bellanca che abbiamo qua, che ringraziamo in maniera particolare per la presenza, a Totò Parello per aver svolto una campagna elettorale dai toni pacati, ecco, una bella campagna elettorale, diciamo che è stata una bella competizione. Dal giorno del mio insediamento abbiamo cercato di capire lo stato dell'arte dell'ente. Come primo atto abbiamo formalizzato una richiesta a tutti i capi settori da fornirci una relazione dettagliata e certificata sulla situazione reale dell'ente. Tra i primi incontri con i dirigenti del comune è emersa una situazione molto delicata che merita approfondimento per dare a voi delle risposte concrete e speriamo di ritrovarci qua non a sentirci dire o a sentire lamentele, ma a essere incoraggiati e premiati per il lavoro svolto. Grazie per avermi ascoltato e ora ci sarà un buffet e godiamoci la festa. Non è la festa di questa coalizione o di chi mi ha votato, è la festa di tutti, è la festa di Aragona.